Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Baby face girl from Shanghai, never smile and never cry. She now rules the underworld down in Chinatown. She runs all the opium den down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worries, and when life gets a bit too dreary to stay, give a ring to the Queen of Chinatown. Go down to the Queen of Chinatown. She'll pick you up when you're feeling down. Go down to the Queen of Chinatown, and she'll soon blow your blues away. It was down in Chinatown when I met the Opium Queen, baby-faced girl from Shanghai, never smiled and never cried. When love isn't what it sounds, go to Chinatown. When your friends have let you down, go to Chinatown. When life is pain, when love is sorrow, and it gets more than you can possibly stand, give a ring to the Queen of Chinatown. To the Queen of Chinatown. She'll pick you up when you're feeling down. Go down to the Queen of Chinatown. And she will blow. Buonasera a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1116 di oggi, giovedì 15 di gennaio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659, potete cominciare a mandare le vostre zappe già da ora. 029294 7222 per le vostre telefonate quando lo dirò io, quindi cominciate già con i messaggi. Il pezzo di apertura, intanto ancora buon lavoro a te, cara Natalia. Il pezzo d'apertura è Amanda Lear, Queen of Chinatown, anno di grazia 1977. Riassunto delle puntate precedenti. Allora, ieri sera ci siamo salutati, c'erano tutti i segnali di un attacco americano in Iran. Addirittura verso le 23:30 l'Iran ha chiuso il suo spazio aereo che è rimasto chiuso fin quasi all'alba di stamattina. Dopodiché che cosa è successo? Niente. Perché? Perché nel corso della giornata si è saputo da fonti iraniane che lo hanno detto ad Al Jazeera, e in un certo senso c'è stato anche questo, come potremmo dire, questo momento in cui Trump si è pubblicamente bullato del fatto che non ci sono state esecuzioni in Iran proprio grazie alla sua moral suasion. Questa fonte iraniana, parlando con Al Jazeera, ha detto no, state tranquilli perché Trump ha desistito all'ultimo minuto. Addirittura c'è questo
quotidiano pakistano Dawn, che scrive sostanzialmente le parole del locale inviato, del locale rappresentante diplomatico dell'Iran a Islamabad, il quale dice: guardate che nel corso della notte mi è arrivata una comunicazione da Teheran, sostanzialmente il presidente degli Stati Uniti ha assicurato a Teheran che non ci sarebbe stato alcun attacco, però in cambio vuole che non siano attaccati gli interessi americani nella regione. Nel frattempo, però, lo stesso segretario al Tesoro, Scott Bessent, dice: guardate che noi abbiamo trovato decine di milioni di dollari che sono stati trasferiti nottetempo fuori dall'Iran, sono soldi e conti che sono tranquillamente riconducibili a pezzi grossi del regime. C'è anche il figlio di Khamenei, ha detto ieri notte la TV israeliana, e però sappiate che questa è la dimostrazione che i sorci stanno scappando dalla barca che affonda, ha detto Bessent, e state tranquilli che noi faremo di tutto perché questa gente non possa mettere i soldi, cioè non possa mettere le mani su questi soldi. Questa è la situazione attuale. E poi ci sono le agenzie, in particolare la BBC ci dice che la magistratura iraniana ha detto che Erfan Soltani, questo ragazzo di appena 26 anni che secondo una onlus norvegese che segue appunto i diritti umani in Iran sarebbe stato condannato a morte, i giudici dicono che le pene, o meglio i reati dei quali egli è incolpato, o meglio dei quali egli è accusato, non prevedono la pena di morte. I gruppi degli attivisti dicono: guardate che è tutta una scusa solo per dilazionare l'esecuzione un po' più avanti nel tempo, diciamo, come si direbbe in un romanzo di Camilleri, alla scordatina, quando tutti ci saremo dimenticati di questo. Adesso però arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con il diritto e il rovescio. Vai Natalia. Nel 1968 uscì un libro di Paul Ehrlich dal titolo La bomba della popolazione, che prevedeva, con dati che allora erano assolutamente veri, che la Terra sarebbe morta di sovrappopolazione. Infatti, negli anni 20 del secolo passato la popolazione mondiale era di 2 miliardi di persone. Poi, grazie alla drastica diminuzione della mortalità infantile e al prolungamento della speranza di vita dovute alla diffusione delle medicine e al miglioramento dell'alimentazione, la popolazione mondiale è arrivata a superare gli 8 miliardi di persone, 4 volte tanto, cioè in un secolo. Da qui il precipitoso e brutale blocco delle nascite in Cina e altrove, con la riduzione dei concepimenti grazie alla diffusione dei contraccettivi e con gli aborti. Adesso la popolazione mondiale ha preso a diminuire e in alcuni paesi come l'Italia sta diminuendo vertiginosamente. Da qui le ricette che valevano fino a qualche anno fa sono diventate superate, comprese gran parte delle misure ecologiche che adesso sono state messe in discussione anche per altri motivi. Molto bene, e adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, è un nostro, sta diventando un vero e proprio abitué del nostro Qui Parlamento, è sempre un gradito ospite, lui è l'onorevole Alberto Gusmeroli, che voglio ringraziare ancora una volta stasera. Ben trovato onorevole, come va? Benissimo, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori e complimenti per la trasmissione. Complimenti per la trasmissione, è una cosa che mi emoziona sempre. I 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Grazie, onorevole. Scherzi a parte, onorevole. Allora, intanto ancora una volta grazie. Senta, questa transizione 5.0 ce lo spiega che cos'è? Ma sostanzialmente abbiamo avuto, facciamo un po' di storia, abbiamo avuto l'industria 4.0, che era quella dei tempi, diciamo, di Renzi,
periodo renziano. Poi abbiamo avuto l'industria, la transizione 4.0, tempi dei 5 Stelle. Adesso abbiamo l'iperammortamento e superammortamento dei tempi della Lega, perché il ministro dell'economia che l'ha varata è il ministro Giorgetti. Quali sono le differenze? La prima, che era appunto Industria 4.0, sostanzialmente diceva questo: se voi comprate un bene strumentale potete ammortizzarlo non del valore del prezzo d'acquisto, ma del 140%. Poi sono arrivati i 5 Stelle e hanno detto, col governo PD, Conte 2, quindi, hanno detto: buttiamo via questa roba qua e trasformiamolo in un credito d'imposta. Poi è arrivato il governo Meloni, che ha fatto in un primo tempo l'industria 5.0. Questa industria 5.0 per circa 6 mesi, 8 mesi non è andata bene. Perché? Perché, come sempre, quando si fanno le leggi complicate, e qui era di competenza del Mimit, e devo dire che il ministro D'Urso poi ha compreso giustamente che era molto complicata, quindi l'hanno semplificata e dopodiché è decollata. Il problema del decollo qual è stato? Che le domande erano superiori ai soldi a disposizione. Quindi nella manovra di bilancio e nel decreto che è stato approvato oggi, sostanzialmente si è messa, diciamo, si è rimediato a questo eccesso di domanda senza soldi, per cui tutti quelli che hanno fatto la domanda otterranno l'incentivo. Nel contempo però il ministro Giorgetti ha varato l'iperammortamento e superammortamento. Perché? Perché siccome abbiamo una crescita economica da 30 anni, quindi quando io sento le trasmissioni e sento colleghi di altri partiti che dicono il governo di centrodestra ha una crescita economica bassa, l'Italia ha una crescita... Allora, negli ultimi 30 anni l'Italia ha sempre avuto una crescita economica bassa, asfittica. Quindi diciamo che se ci sono dei colpevoli, sono tutti colpevoli. Allora, il ministro dell'economia che cosa ha deciso? Ha deciso sostanzialmente di fare questa misura di incentivo molto forte, iperammortamento, per cui se un'azienda, una piccola media impresa, un artigiano, un commerciante cambia dei beni strumentali, cosa vuol dire? Macchinari, impianti, attrezzature, mobili, software, eccetera, se non diciamo sono dei acquisti senza il tema dell'efficienza energetica, l'incentivo è il 180%, quindi molto di più di quello di Renzi. Se invece migliorano anche l'efficienza energetica, nel caso dei macchinari e degli impianti, a quel punto è il 220%. E questo che cosa comporta? Comporta che pagano meno tasse piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e anche le industrie. Lavorano tutte le industrie per produrre quei beni, ma lavorano anche le industrie del riciclo dei macchinari, dei beni strumentali vecchi, perché vengono poi comunque rottamati e quindi necessitano il riciclo, si recuperano le parti e parte tutto il tema dell'economia circolare, dove peraltro le aziende italiane sono fortissime. Quindi è un processo virtuoso molto molto positivo. In più questa legge è stata fatta per 3 anni, non per uno, come accadeva prima sia con le leggi allora di Renzi e poi del Conte 2 PD 5 Stelle. Quindi è molto più ampia e dura per 3 anni, quindi uno può programmare, pianificare i propri diciamo investimenti. Molto bene, questo è ottimo anche perché in una nazione come questa, dove peraltro buona parte del tessuto produttivo sono piccole e medie imprese, a maggior ragione pianificare Bravissimo. gli investimenti diventa vitale. Assolutamente, esatto, proprio questo perché
la crescita economica la fanno le imprese, quindi le fanno le piccole e medie imprese, che è un po' la caratteristica del tessuto economico italiano rispetto a qualsiasi altro tessuto economico. Poi favorire gli investimenti e le imprese in un momento in cui stanno soffrendo le economie francesi e tedesche, sicuramente è positivo, cioè più cresce l'Italia, più migliora l'Italia, più guadagna ovviamente spazi di mercato rispetto ad altre nazioni che in questo momento onestamente stanno soffrendo. Ecco, poi noi abbiamo tante criticità ugualmente da risolvere, storiche, però bisogna anche dire che abbiamo un'occupazione altissima, una disoccupazione bassissima, abbiamo dei tassi di interesse molto contenuti, pensiamo allo spread con la Germania, non è mai stato così basso, siamo intorno tra i 60 e i 70, con la Francia addirittura è a zero, vuol dire che i tassi di interesse francesi sono uguali ai tassi di interesse sul debito pubblico italiano, quindi questo la dice lunga. Il debito pubblico poi francese è addirittura più grande in termini di valore assoluto, più ampio del debito pubblico italiano, pochi lo sanno, ma perché fanno tutti il rapporto debito pubblico PIL, ma in realtà quindi il debito pubblico PIL francese è migliore del nostro, però se si fa il valore assoluto del debito pubblico, il debito pubblico francese, quindi il debito, no? Perché quando uno fa in una famiglia il totale dei debiti, somma le cifre, ecco, se si somma il totale del debito pubblico francese è più ampio di quello italiano. Molto bene. Allora, onorevole, per concludere, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? I prossimi impegni sono sicuramente lavoreremo su altri provvedimenti di ordine fiscale perché c'è tanto da fare per semplificare il fisco e migliorarlo e abbassare la tassazione. Poi c'è il tema adesso nella mia commissione specifica del ritorno del nucleare, quindi c'è la delega per far tornare il nucleare in Italia. Era ora. Lo affrontiamo proprio nella mia commissione e quindi vediamo un tema importantissimo nei prossimi 3-4 mesi. Ecco, quindi oggi abbiamo appunto approvato il decreto ILVA che andrà in aula lunedì, quindi insomma noi lavoriamo sempre alacremente perché il tema delle attività produttive, del commercio, del turismo che riguarda e anche dell'energia, perché è un tema molto importante, tra un po' arriverà anche il decreto energia e sicuramente è un tema che ci riguarda tutti. Eccellente, grazie, allora al piacere di risentirci a voi per presto. l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori e sempre complimenti. Grazie ancora. Sigla e poi Gabriella Ronza con la sua epos, la mitologia dei 4 elementi e poi torniamo dopo la pubblicità. Qui Parlamento. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso
un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite Ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite Ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo della mitologia dei 4 elementi. Non so quando caricherò questo video, quindi non so se le feste natalizie saranno passate. Comunque, se vedete ancora addobbi natalizi per le festività, semplicemente perché ho registrato più video nello stesso periodo e dunque nei momenti di vacanza. Tra l'altro, se sono passate, spero voi stiate bene, in caso contrario spero vi stiate divertendo. Detto ciò, bando alle ciance e passiamo subito alla tematica, al topic del nostro video. Allora, mi sono accorta che pur avendo scritto una saga fantasy sui 4 elementi, non ho mai portato per bene questo argomento sul canale. La mia saga è Cronache dall'antico continente, sono usciti i primi 2 volumi, sto scrivendo il terzo, trovate tutti i dettagli nella didascalia di questo video e in tutti quelli che ho registrato in passato. Il primo volume ha titolo La maledizione di Lux, il secondo La mano dell'innocente. La saga è Cronache dall'antico continente. Nella mia saga esploro un mondo in cui il continente è diviso in 5 stati, 2 al nord del continente, 2 al sud del continente e 1 al centro. Gli stati al nord sono Rogus, regno del fuoco, Cora, regno della terra, quelli al sud Marinia, regno dell'acqua, e Ara, regno dell'aria. Al centro c'è Magna, che accoglie i dominatori, sono chiamati così gli esseri umani di questo continente, di tutti gli elementi. Quindi la base magica è quella dei 4 elementi del cosmo: fuoco, terra, acqua, aria. Ma da dove nasce questa passione per i 4 elementi e soprattutto da dove provengono le caratteristiche delle persone descritte, presenti, che vivono in questo continente? Il mondo che ho creato non è in realtà sempre in linea con la nostra mitologia, con la mitologia del nostro mondo. Effettivamente, ad esempio, Rogus, il regno del fuoco, è descritto e posizionato al nord di questo continente, laddove invece, secondo la mitologia, il fuoco è un elemento abbinato al sud. Ciò che resta invariato in realtà è la base archetipica. Molte delle informazioni che vi presenterò in questo video sono tratte dalla mitologia nordica, ripresa dai miti nordici, volume di Gianna Chiesa Snardi che ho linkato in descrizione, ma anche da quella greco-romana e anche quella orientale. L'acqua è la sorgente della vita. Nella mitologia nordica, insieme al suo opposto, cioè il fuoco, costituisce uno dei poli originari da cui nasce il mondo. Non a caso nella mia saga la terra dell'acqua e dell'aria sono in guerra e i protagonisti sono gli eredi di questi regni contrapposti. All'alba dei tempi, secondo la mitologia nordica, l'acqua era imprigionata nel ghiaccio primordiale. Dal suo scioglimento nacque il primo essere vivente. Questo concetto dell'acqua che dà origine alle cose è ripreso in tantissime tradizioni ed è anche alla base dei riti iniziatici o di quelli di passaggio e soprattutto di quelli di purificazione. Nella mitologia greca l'acqua precede la forma, oceano e Teti generano dei e titani, mentre lo Stige è il fiume, ad esempio, che fa confine tra vita e morte. Nelle tradizioni orientali l'acqua è il principio di adattamento e mutamento, capace di scavare la roccia anche grazie alla sua apparente debolezza. Ma l'acqua è anche ambivalente, feconda e vitale, ma potente e distruttiva. Dominare l'acqua vuol dire esercitare un potere straordinario. Tempeste, diluvi e fiumi fanno evincere la potenza divina. Nel mondo di mia creazione, il regno dell'acqua è quello più elastico, ma anche quello più progressista, adattabile e pacificatore. Infatti il regno che cerca una sorta di fase diplomatica con il regno del fuoco che si presenta come quello più aggressivo, ma è anche burrascoso come le acque in tempesta, contraddittorio, melanconico e troppo riflessivo come l'acqua è specchio, tanto da restare spesso immobile come il ghiaccio nelle sue convinzioni. Il fuoco è l'elemento della trasformazione, associato al calore, alla secchezza, come vi ho detto, al sud, è l'elemento che distrugge ma che dà il via libera anche a un nuovo inizio.
Si colloca simbolicamente sia all'origine che alla fine dei tempi. Nella mitologia greca il fuoco rubato da Prometeo segna il passaggio dell'umanità dalla fase di bestialità a quella di conoscenza e consapevolezza. Ci sono varie tradizioni sull'importanza del focolare. Nell'antica Roma il fuoco di Vesta era anche simbolo di protezione per la città. In Oriente il fuoco è energia vitale. Poiché tende verso l'alto, il fuoco sublima. Il fulmine, d'altra parte, che attraversa il cielo arriva alla terra, invece ha una simbologia fecondatrice. Il fuoco è luce, conoscenza, ma è anche distruzione e difesa. Può proteggere dagli spiriti, ma può anche avere una valenza infernale, il fuoco dell'inferno. Come detto, tutte queste valenze simboliche si ricollegano al focolare domestico, ma anche alla fucina del fabbro, in cui creazione e distruzione si incontrano. Nel regno di mia creazione il fuoco è tradizionalista e tenebroso, pronto alla guerra, alla distruzione, ma anche il regno che vuole purificare il mondo, e questa cosa può avere delle conseguenze nefaste. È comunque un regno robusto che resiste agli scombussolamenti del mondo. La terra, principio femminile, pensiamo al concetto di grande madre, raccoglie, contiene e misura, e per questo è associato alla stabilità. Nella mitologia greca è Gaia, madre primordiale di dei e mostri. Nelle tradizioni orientali è il principio della solidità, della resistenza e della pazienza. Contrapposta al cielo, la terra non può generare senza il celeste, ma d'altra parte è essenziale per l'equilibrio cosmico. Nella mia saga il regno della terra è vicino nelle opinioni a quello del fuoco, ma si presenta come molto calmo. È un regno dove avvengono avventure e scoperte. È un regno di passaggio, un ponte tra cose e persone, come la terra che si lega al cielo. Cora si lega all'elemento terra e tutti i suoi concetti. È il regno che si occupa delle cose terrene, perfino l'esempio dei pettegolezzi, ma è anche il regno che cerca di guarire le ferite del mondo. I dominatori del regno della terra sono descritti come medici e anche costruttori e scultori. L'aria è il regno dell'invisibile. Elemento attivo in maschile spesso contrapposto a acqua e terra. Rappresenta la calma originaria del cielo, uno stato di sospensione che precede il movimento e la forma. Nella Grecia antica l'aria è soffio vitale, il principio dell'anima. In Oriente diventa l'energia che anima il cosmo e ogni essere vivente. L'aria è il respiro, ciò che non si vede ma senza cui nulla potrebbe esserci. Nella mia saga il regno dell'aria è anche il regno più creativo e leggero, ma non superficiale. È rivolto alla libertà e alla massima espressione di sé. In effetti alcuni personaggi descritti nei libri, proprio perché portatori di un pensiero libero e non legato, in qualche modo divergente, riescono ad arrivare a soluzioni inaspettate. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi saluto consigliandovi ancora una volta la mia saga, perché tutto ciò di cui ho parlato in qualche modo è presente anche in questi libri. Lasciate un mi piace o un commento, vi aspetto qui nel prossimo video. Ciao! Voglio dormire. Grazie Natalia, e allora grazie alla nostra Gabriella Ronza come sempre per il suo epos. Le 18:41 e 12 secondi, io purtroppo ho da darvi due notizie che arrivano dall'ANSA. La prima, esplosione in un edificio nel comune di Arezzo, scopriremo poi di che cosa si tratta, battuta adesso. E poi l'apertura, Annabella Martinelli è stata trovata morta nel Padovano. Il corpo della ragazza 22enne è stato rinvenuto in una zona dei Colle Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Lo zaino con all'interno il cellulare trovato vicino alla vittima. Sapete che lei si era allontanata da casa e non era stata ancora ritrovata. A 30 anni dal delitto di Chiavari, l'omicidio di Nadia Cella, condannata a 24 anni Anna Lucia Cecere. Il processo, Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, la pena scende a 1 anno. Via libera al testo di maggioranza sull'Ucraina, ok alla risoluzione su Kiev, 2 deputati della Lega votano contro, Crosetto fiero degli aiuti, qualcuno si vergogna. E ancora rinnovati il contratto nazionale per i 60.000 medici di famiglia, licenziato per aver preso 1,60 €, risarcito con 18 mensilità. Decisione del Tribunale di Monza, il provvedimento è ritenuto sproporzionato. Va bene, si fa per dire, visto il dramma che vi stiamo per raccontare. Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio, scrive l'ANSA, è morta.
è stata trovata impiccata sui Colli Euganei. Il corpo era appeso a un albero a 100 passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane in località Villa di Teolo, provincia di Padova. La zona del ritrovamento è in un giardino di una casa, sul lato destro è lo stesso sterrato su cui si sono inerpicati i cinofili con i cani molecolari, i vigili del fuoco, tutti quelli che hanno cercato la giovane. Il corpo è stato notato da un passante che camminava nella zona. Sul posto sono in corso i rilievi del caso. Il cadavere dovrebbe quindi essere portato all'Istituto di Medicina Legale di Padova per i rilievi autoptici disposti dalla Procura. La 22enne era vestita con lo zaino sotto il punto dove è stata impiccata. Addosso alla ragazza è stato trovato il cellulare spento, che era stato localizzato nella zona il giorno della sua sparizione. I genitori di Annabella sono stati avvisati, i magistrati, il procuratore Angelo Antonio Racanelli e la sostituta Martina Varagnolo ne disporranno lo spostamento all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Una studentessa di 19 anni, scrive ancora l'ANSA, una studentessa di 19 anni, tale Giulia, sarebbe stata l'ultima testimone ad aver visto e avvicinato lo scorso gennaio Annabella. Le ho chiesto se avesse avuto bisogno di qualcosa, se la catena della bicicletta fosse caduta o avesse necessità di un passaggio. Io stavo salendo verso il centro di Teolo, racconta la testimone, secondo quanto rivela stamani il Mattino di Padova. Le circostanze sono state riferite dalla ragazza a uno dei numeri pubblicati alla famiglia per avere notizie e poi ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. C'era buio, prosegue il racconto, faceva freddo, c'era perfino un po' di foschia, insomma la classica sera da lupi. Dopo il primo tornante che permette la salita da Villa di Teolo e col quale ti lasci alle spalle l'autovelox, stavo quasi per arrivare alla seconda serpentina, quando all'improvviso sul ciglio della strada, nella mia stessa direzione di marcia, ho visto una sagoma che nell'immediato mi è sembrata quella di una figura femminile. Siccome andavo davvero piano, ho potuto osservare bene questa persona a piedi. Aveva uno zaino in spalla un po' più piccolo di quelli che si usano a scuola ed era intenta a spingere, tenendola per il manubrio, una bici viola che tra l'altro mi è rimasta davvero impressa per il colore. Giulia avrebbe chiesto se la giovane avesse bisogno d'aiuto. Era senza telefono il resoconto, non aveva nulla in mano, zero bibita o pizza, semplicemente era quasi ferma e per quello che posso dire io mi è parsa tranquilla. Ho insistito almeno 3 volte con la mia offerta d'aiuto, ma poi dentro di me ho detto basta perché non volevo risultare né molesta né farle pensare che fossi una malintenzionata. Mentre si allontanava in auto, alla testimone è sembrato che la ragazza stesse per imboccare un sentiero sterrato che porta a Teolo. Abbiamo vissuto questi giorni col fiato sospeso, nella speranza, scrive ancora l'ANSA, che Annabella fosse viva, potesse trovarsi da qualche parte, lontano da quel dolore che oggi ci sconvolge tutti. Abbiamo sperato in un epilogo diverso, abbiamo atteso una notizia che purtroppo non è arrivata. La notizia del ritrovamento del suo corpo è un colpo durissimo per l'intera comunità veneta. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprime il profondo cordoglio proprio e di tutta l'Assemblea legislativa veneta per la tragica scomparsa di Annabella Martinelli. A nome dell'intero Consiglio regionale del Veneto, aggiunge Zaia, rivolgo le mie più sentite condoglianze e un abbraccio commosso alla famiglia di Annabella, ai suoi cari, ai suoi amici. La nostra vicinanza oggi vuole essere silenziosa ma concreta nel rispetto del dolore e della memoria di una giovane che troppo presto ci ha lasciati. Le 18:46 e 40 secondi, adesso parliamo di minori non accompagnati. Un abbraccio grande ad Annabella e alla sua famiglia, che Dio la accolga. Parliamo appunto di minori non accompagnati, c'è qualcuno che fa il furbo e chi paga è lo Stato. Io ne ho parlato con Anna Cisint, state a sentire che cosa mi ha detto. Vai pure Natalia. L'onorevole Anna Maria Cisint, già sindachessa di Monfalcone, che questa sera è con noi su un tema molto delicato e aggiungerei anche molto drammatico, cioè i minori non accompagnati. Ora, onorevole, io so che alcuni dati del Ministero dell'Interno dicono che la notte in questo paese ne girano circa 7-8 mila. Lo dico ai nostri ascoltatori, sono minori che finiscono nella prostituzione, nella pedofilia, nell'abuso. Ecco, cosa si può fare?
Allora, intanto grazie e buon proseguimento di anno a tutti. Intanto c'è da dire che la questione dei minori stranieri non accompagnati è davvero un bubbone potenziale gigantesco. È normato da una direttiva comunitaria che è stata approvata nel 2024 assieme al Patto Asilo e Immigrazione e non sicuramente con i voti favorevoli della Lega per le sue grandi carenze. E una delle carenze è proprio il fatto che ha normato a sfavore, diciamo, della legalità, soprattutto in alcuni ambiti dell'immigrazione. Quella dei minori stranieri ne è l'esempio. Quello che noi abbiamo scoperto a Monfalcone, che io ho anche denunciato nella mia altra funzione di consigliere con delega alla sicurezza, è che in questo periodo ben 3 minori, finti minori, sedicenti minori stranieri, in realtà erano assolutamente maggiorenni. Anziché averne 17, ne avevano 30, 26 e 22. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Noi nel frattempo il Comune, attraverso il bilancio dello Stato e della Regione, ha pagato alla cooperativa che gestisce il centro minori circa 58.000 euro, 6 mesi da giugno. La questione qual è? La questione è che a causa di questa direttiva comunitaria che è troppo ideologica, immagina che tutti siano molto onesti e quando arrivano dichiarano veramente, senza averne i documenti oppure avendoli ma nascondendoli, dichiarano davvero l'età corretta, autorizza l'autocertificazione e dà soltanto nei casi estremi in cui uno davvero gli venga il dubbio che non sia vero, la possibilità, con un'equipe formata da un'infinità di professionisti difficilmente organizzabile come riunione, diciamo, la verifica se o no questo è un minore. Quindi arrivano, il fatto è che arrivano, si dichiarano 17enni, poi vi do dei numeri, si dichiarano 17enni, entrano nel circuito dei minori stranieri, parliamo di 108-120 euro a giorno che vengono pagati dal bilancio dello Stato e delle regioni a questi soggetti, diciamo, a queste cooperative che gestiscono i centri minori. Poi ci si accorge in itinere, perché in questo caso tralasciando la modalità con la quale noi abbiamo, come dire, appurato la differenza di età, perché non siamo lì, voglio dire, no? C'è chi segue i minori che se ne deve accorgere, che in realtà uno, anziché averne 17, ne aveva 30, 26 e 22. Che numeri abbiamo in Italia? I numeri sono spaventosi perché comunque sono circa 20.000 i minori stranieri non accompagnati nel 2024 e 25, un po' meno nel 24, diciamo, più o meno così nel 25. Di questi circa 11.000 si dichiarano 17enni. Allora io ho fatto 4 calcoli, se i 17enni non lo sono, pensate che i 17enni per il 95% abbondante sono maschi. Se li rapportiamo ai 14enni, che invece sono per il 59% maschi, ci deve venire il dubbio di come mai, no, i numeri sono così pesanti. Fatto è che se 11.000 fossero, come io suppongo, non minorenni, noi paghiamo circa 450 milioni all'anno per supportare la vita di chi ci truffa, perché il minore straniero che dichiara di avere 16-17 anni, ne ha 30 o 26, truffa lo Stato, no? Certo. Se a questo aggiungiamo che viene data la possibilità quindi di entrare in Italia e di non uscire più attraverso queste modalità che già da sole dimostrano, no, in che film stiamo vivendo, con la connivenza, secondo me, anche se è una cosa forte, ma con la connivenza di chi fa finta di non accorgersi che di fronte a 17enni finti, ma sono benché maggiorenni, no? E che ricevono poi viene pagata la fattura per la loro esistenza in quelle strutture, facciamo un bel quadro, dipingiamo un bel quadro, no? Terribile direi. Inoltre
ho fatto anche tra l'altro alla Unione Europea una proposta di modifica, perché se l'obiettivo è quello di tutelare i minori veri, e sai che un 14enne, un 13enne stia con un 30enne che fa finta di essere 17enne, io penso che questo non sia il modo giusto per tutelare il vero minorenne, no? Ecco, quindi abbiamo davanti un panorama in cui gli stessi, in un servizio recente che ha fatto Mario Giordano, si dimostrano consapevoli che la maggioranza nelle strutture proprio, no? Si dichiarano consapevoli che la maggioranza di questi non sono minori. Ecco. Per cui adesso questo è un tema, secondo me, che noi dobbiamo assolutamente portare avanti. Io lo sto facendo con il gruppo, la nostra delegazione della Lega. Speriamo di incontrare anche l'assenso, diciamo, di altri di buonsenso, no? Perché questo è il tema, che mi pare normale dire a qualcuno che arriva: guarda, sì, avrai 17 anni, ma aspetta che facciamo un bel test per cui accertiamo la tua vera età, a tutela del nostro paese, a tutela dei minori, a tutela anche del fatto che non possiamo essere truffati, credo io, senza che ci sia un livello di deterrenza almeno accettabile, a tutela di tutti. Questo mi sembra semplice buonsenso. Immagino che si alzeranno alte le grida di chi parla di razzismo e quant'altro. A me pare solo medicina legale, non fosse altro che abbiamo diritto di sapere chi è che entra in questo paese. Perché... Esatto. E poi sai, sono fondi pubblici e tutto quello che viene dato con la truffa a qualcuno che dice di essere quello che non è, viene tolto a qualcun altro che magari ne ha bisogno, senza contare che, almeno nella mia esperienza, ma penso che possiamo dirlo per tutta Italia, molte volte i minori stranieri non accompagnati, finti minori magari, non smascherati come noi abbiamo fatto in questo caso, io ho fatto opportuna denuncia di questo, hanno messo a ferro e fuoco le città, perché poi sono successe delle cose molto gravi. A questo proposito noi siamo riusciti a strappare un emendamento, una modifica a quel patto asilo e immigrazione che ti dicevo, e siamo riusciti a far approvare anche il fatto che comunque nel caso in cui diventino un diciamo pericolo per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, finalmente anche se minori possono essere rimandati ai paesi sicuri. Ecco, questo entrerà in vigore a partire da giugno ed è un bel successo che abbiamo raggiunto. Ora però il successivo passo deve essere quello dell'accertamento dell'età attraverso l'esame radiologico. Oggi proprio ho incontrato un amico che appunto è radiologo e mi diceva che quando parlano di esame invasivo non si rendono conto delle sciocchezze che dicono, perché come stare al sole un po' di una mezz'ora, insomma, questi si sono fatti chilometri, perché quelli che arrivano dalla rotta balcanica, no, questi che noi abbiamo avuto finti minori sono pakistani e sono arrivati attraverso la rotta balcanica. Ti immagini se il fatto di fare per accertare l'età un esame radiografico può generare qualche preoccupazione, no? È solamente che ideologicamente non si voleva intervenire, ma adesso io penso che sia veramente necessario, anche per i numeri e per il costo e per la dignità del valore della legalità anche. Beh, ma anche perché se una radiografia è un esame invasivo, io allora non dovrei arrivare nemmeno a compiere 46 anni ad agosto, cioè con tutte le radiografie che mi hanno fatto nella mia vita, voglio dire. Anch'io, addirittura al torace, mamma mia. E pensa a te che esame invasivo ti hanno fatto. Sì. Ma ti rendi conto? Brillo al buio. Ma io dico, no? Ma poi tra l'altro con tecnologie che mi raccontavano si sono affinate, il problema non c'è. Ma io dico, ma com'è possibile una roba del genere? Com'è possibile accettare di spendere così tanto, di far stare in pochi veri minori con i finti minori, dicendo che tuteli i minori, e accettare una truffa di questo genere? Ma com'è sì, ecco, io spero che in Unione Europea, io questo l'ho scritto, ho fatto un'interrogazione e abbiamo anche proposto un emendamento, cosa che continueremo sulla quale continueremo a insistere, no? Ma lo trovo talmente di una banalità assoluta
perché un esame radiografico ti può costare 150 euro, ma noi paghiamo 120 per ogni giorno del finto minore in Italia. Infatti. Non lo so, guarda, mi pare veramente incredibile. Onorevole, allora visto che parliamo di minori che stanno con gente che minore non è, mi sposto un po' più in là da Monfalcone e vado a Brescia. Ieri si discuteva molto della sentenza che ha condannato a 5 anni un bangladino, il quale nell'estate del 2024, ecco, vedo che ci siamo capiti, ha violentato una ragazzina, una bambina, di 10 anni. E alla fine il giudice ha detto vabbè, ma lei ha abortito e comunque è da derubricare come atto sessuale, esatto, non come violenza. Non è una violenza, ma è appunto un rapporto con un minore, però anche se il minore ha meno di 10 anni, quando è stato commesso il fatto, comunque è da presumere che c'era il consenso. Ecco. Ce ne rendiamo conto, ma ecco, io non capisco come quella persona che ha fatto questa scelta oggi possa essersi alzata e essersi guardata allo specchio. Cioè di una gravità inaudita, Una bambina di 10 anni, io ho 2 figli maschi e mi ricordo molto bene che quando avevano 10 anni io li accompagnavo a scuola, sono bambine e non arrivare a considerare violenza sessuale. Il rapporto fatto 2 volte, lui ha denunciato che ha avuto rapporti sessuali e una volta questa povera bambina è rimasta pure incinta. Appunto. Dire che non è una violenza sessuale io lo trovo di una gravità inaudita, perché qui siamo in Italia, ci sono delle leggi, devi rispettarle, e la legge che dice che la donna non si sottomette, che le spose non possono essere bambine e che è violenza con una minorenne un atto sessuale è legge. E anche la cosa incredibile, l'ideologia di questa scelta sta anche nel numero di anni, perché anche l'atto sessuale avrebbe potuto essere punito con 10 anni, invece gli ha dato il minimo possibile, una vergogna assoluta, un'altra violenza grave nei confronti di quella bambina che è stata violentata, che non poteva decidere perché non poteva decidere perché lei si è trovata in una situazione ovviamente che non poteva governare con un uomo di 29 anni, e un'altra violenza perché ha dovuto abortire. Un'esperienza allucinante, da brivido. Infatti, anche su questo c'è da fare giustizia con la G maiuscola. Proprio garantire giustizia, perché questo non accada più, questo è il punto. Queste persone che decidono sulla pelle degli altri, io penso che davvero dovrebbero avere il cartellino rosso dopo, capisci? Cioè il tema è che questo qua non può più decidere, perché ha già fatto un danno. A queste persone bisognerebbe dare il cartellino rosso, tu non puoi più fare quel lavoro, sei espulso. Qui a questo punto arriverebbe la ANM e direbbe questa è un'ingerenza della politica. Ma questa invece è una cosa gravissima che ha fatto una persona che è chiamata a decidere della violenza ai danni di un minore, e quando decidi come ha deciso questa persona, significa che la strada che ha imboccato anche nelle prossime decisioni che farà sarà la stessa. Quindi non è tollerabile. Ci sono nel mio lavoro, io prima di fare il sindaco facevo un altro lavoro, se sbagliavo pagavo, la Corte dei Conti mi doveva chiedere il rimborso, facevo il dirigente, mi occupavo di bilanci. Sì. Quindi io se sbagliavo pagavo, e da sindaco, se le volte che ho sbagliato o quelle che vai alle elezioni e ti dicono tu sì, tu no. Io non ho capito perché i magistrati nell'ambito della giustizia non debbano rispondere. Io sono una fautrice della convinta del sì, perché non è tollerabile continuare a vivere soprusi come sono stati vissuti da quella bambina lì, ma da molti altri che non conosciamo, e in futuro da molti altri che questi personaggi qua continueranno a perpetrare. E allora è il caso che arrivino delle norme molto più chiare e che si corra ai ripari, evidentemente.
però guarda, una bambina è bambina, cioè tu se dici che non è una violenza sessuale, quando un atto è compiuto su una bambina di 10 anni, allora vale tutto. Cioè tu non potrai mai fare una norma dove viene scritto se ha 10 anni è violenza sessuale, perché c'è già la norma che dice, tu non puoi considerare il livello, diciamo, culturale di colui che ha fatto il danno come una diciamo, possibilità di riduzione della gravità dell'azione. Cioè l'aspetto culturale in Italia non può essere valutato, è bengalese, che rimanga in Bangladesh se vuol fare quello che vuole. Qui non può essere autorizzato l'utilizzo della valenza culturale religiosa per violare la legge. E meglio non si poteva dire. Onorevole, e ora quali saranno i prossimi impegni? Stiamo lavorando molto. Sabato intanto sarò a Trieste a supportare le ragazze e i ragazzi iraniani che combattono per la loro libertà. C'è una manifestazione spontanea e quindi saremo, ovviamente noi abitiamo in Friuli Venezia Giulia, so che ci sarà una anche a Milano alle 2, mi diceva oggi il presidente dell'associazione Italia-Iran, e io sarò a Trieste a dare supporto, quel poco che si può fare, per dire siamo con voi e vi vogliamo liberi. E poi sto combattendo questa battaglia contro le truffe dei minori stranieri non accompagnati anche in Europa, con la modalità che dicevo di richiesta di cambiamento della norma. Stiamo lavorando sulla pesca, sulla portualità, l'ETS, veramente tanto da fare. E poi la mia storica battaglia per il futuro del nostro paese contro la radicalizzazione, perché c'è una rete di imam davvero pericolosa che stiamo via via scoprendo e che è legata ai fratelli musulmani, legata anche al terrorismo, quindi veramente dovremmo duplicarci per fare tutto quello che stiamo seguendo. E nel frattempo stiamo anche costruendo un pacchetto di norme, il sottosegretario Molteni, che è bravissimo, assieme al ministro Piantedosi e anche al nostro segretario federale Salvini, stiamo lavorando sul pacchetto sicurezza, abbinato a questo anche un pacchetto di norme proprio per combattere questa volontà dell'Islam radicalizzato di annullare la nostra cultura e il nostro futuro. Molto bene, onorevole. Allora il piacere di risentirci presto con gli aggiornamenti su questo. Grazie ancora. Grazie. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. Grazie cara Natalia, alle 19:06 in questo momento. Antonino Danna al microfono con voi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 1116 di questo giovedì 15 gennaio 2026, e questo è lo spazio In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi, che ritorna anche in questo 2026 con i casi di chi attende giustizia. Io lo ringrazio e lo saluto, e voglio ringraziare e salutare anche la nostra ospite, la signora Chiara. La signora Chiara ha un nome di fantasia, perché tra poco l'avvocato De Filippi vi spiegherà di che vicenda si tratta, e quindi a maggior ragione noi dobbiamo tutelarla e tutelarne l'identità, è il nostro preciso dovere deontologico. Buonasera a entrambi e bentrovati intanto. Buonasera a lei. Salve a tutti, caro Antonino. Ciao. Avvocato, allora, la signora Chiara stasera perché è qui con noi? Ma ho sentito la voce, era l'onorevole Stefani? No, era Anna Cisint. Ah, ho capito. Ha un timbro di voce simile. Allora, la signora Chiara praticamente ha una storia che è abbastanza incredibile. Quindi, nome di fantasia, abbiamo detto, chiedo alla signora se ci può spiegare un attimino come sono andate le cose.
Sì, in termini di giustizia intende? No, proprio in termini fattuali, che cosa è Di successo fatto, con quel personaggio, mi sembra tunisino, vero? E niente, vabbè, conobbi questa persona, non entro troppo nei particolari, arrivo al dunque. Niente, purtroppo subisco violenze ripetute nei mesi, denunciate poi già dal primo mese, al che riusciamo poi insomma ci fu l'arresto e quando uscì ripeté, diciamo, mi stalkerizzò con i social. Nel frattempo lui comunque, ancora prima di conoscerlo, era stato espulso, quindi era già noto, era un recidivo, già conosciuto alla giustizia e comunque continuò a commettere reati simili anche su pubblici ufficiali e anche insomma reati di altro genere. Dopodiché, quando invece uscì, invece di essere, diciamo, mandato al suo paese, pensarono bene di reinserirlo e quindi fecero un permesso di soggiorno, oltre al fatto che comunque durante la condanna, durante comunque il carcere si diplomò, quindi lo istruirono e niente, ad oggi lui è libero, a piede libero. Sono passati ormai 6 anni da quando è uscito. Ho dovuto comunque ritornare a fare denunce per stalking. Dopo quasi 2 anni dalle mie denunce, dove si richiedeva anche una misura cautelare, vengo sentita dal giudice quel giorno come testimone, comunque come parte offesa, e allora a quel punto il PM chiede al giudice la misura cautelare dopo quasi 2 anni dalla prima denuncia. Ma comunque sia, questa persona poi è stata condannata circa 1 anno e mezzo fa, mi deve ancora risarcire, tra l'altro, di quel danno, ma si è reso irreperibile. Nel frattempo si sposa e ottiene la cittadinanza. Ad oggi queste sono le informazioni che io ho e niente, allora la storia, diciamo, i fatti li ho detti, insomma. Ecco signora, lei parlava quindi di un personaggio pericoloso, non di uno che faceva una chiamatina e diceva come stai, no? E quindi con minacce, con paura, preoccupazione da parte sua, quindi lei era terrorizzata, o sbaglio? Ma lo sono tuttora, perché Ottimo. tra le altre cose, No, neanche farlo apposta, 1 mese fa vado al pronto soccorso perché non sto bene e nel corridoio del pronto soccorso lo vedo, lo riconosco anche dalla voce, meno male avevo la mascherina, l'ho messa subito, avevo un maglione con un cappuccio, quindi mi copro, chiedo gentilmente alla dottoressa siccome ero in attesa di visita, entro dentro senza remore, chiedo alla dottoressa che subito mi invita ad uscire, dico no guardi, parlavo a bassa voce, mi chiede come mai il tono così basso, dico che c'è comunque un codice rosso attivo e che questa persona è proprio fuori, l'ho riconosciuta, e di non fare il mio cognome quando mi chiama all'interno della visita, anzi poi le chiedo la cortesia di visitarmi in un'altra stanza lontana da lì. E infatti io dovevo essere tenuta in osservazione perché comunque ero a rischio avevo coliche renali molto forti e invece chiedo di essere dimessa, insomma, per non stare lì in osservazione, visto che c'era anche questa persona. E quindi ad oggi ancora io solo che sento la sua presenza anche per sbaglio, io tremo, cioè comunque mi va a compromettere
la mia vita, la mia esistenza anche qua ad oggi, dopo, a distanza di tanti anni. Quindi mi richiama un po' alla mente, cara signora, il caso del ragazzo capotreno o cos'era capotreno delle ferrovie, che è stato ucciso da uno che passava di lì, che era entrato, poi l'hanno scarcerato, però sembrava fosse un kosovaro che è entrato senza documenti, senza nulla. E quindi questo richiama un argomento a cui io sono molto affezionato, che è il diritto alla sicurezza. Cioè non si comprende, faccio questo inciso per poi arrivare al punto che ci interessa, eccetera, eccetera, della Corte d'Appello di Roma. Non si comprende per quali ragioni in Italia vengano fatti dei decreti di espulsione, anche di più di 1, 2, 3, 5, 10, 20 e anche di più, e poi dopo non si dà esecuzione a questi decreti. Certo, ci sono delle difficoltà con i paesi con i quali ci devono essere dei trattati internazionali per quanto riguarda la riimmigrazione e il fatto che vengano rimandati al paese loro. Però sinceramente queste situazioni sono sempre più frequenti e insostenibili e l'opinione pubblica non ne può più di vedere un sistema che ovviamente sta implodendo. Ovviamente tutta questa situazione non è colpa del governo attuale, che eredita tutta una situazione pregressa di Texas, di Far West, di chiunque voglia entrare entra. Però adesso siamo proprio nell'ambito del diritto alla sicurezza europeo. La domanda alla signora è questa: è vero, signora, che lei ha avuto una sentenza recentemente, domanda retorica, della Corte d'Appello di Roma, che addirittura dopo che lei ha percepito 25.000 euro riconosciuti dal Tribunale di Roma quale vittima dei reati violenti, cioè il diritto alla sicurezza europeo, la direttiva 80 del 2004, la domanda è un po' lunga, mi perdoni, ma poi alla fine la Corte d'Appello di Roma gliene rivuole indietro 10.000. Esatto, sì, proprio così. Ecco, allora spiego un attimo ad Antonino che la signora, come vittima di reato violento, perché il tunisino non aveva soldi, non ha soldi, non è in grado di pagare, la direttiva 80 del 2004, Antonino sa che ne abbiamo parlato tante volte, sì, con tanti ospiti, deve pagare lo Stato. Quindi non si comprende per quale ragione possa entrare in Italia chiunque anche senza un soldo, per poi, se commette reati, dobbiamo pagare tutti noi, se lo Stato siamo noi. E quindi questa è la prima ingiustizia che ravviso. Però la seconda ingiustizia nel caso della signora Chiara è che praticamente la Corte d'Appello di Roma, dopo che ha faticato tantissimo per avere 25.000 euro dal Tribunale di Roma contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Ministro della Giustizia, noi facciamo la causa a Roma, praticamente la signora si è vista spossessare di 10.000 che dovrebbe restituire lo Stato, quando il minimo previsto dalla tabella dell'indennizzo per le lesioni, ma qua siamo in un caso molto più grave di lesioni, qua saremmo quasi un tentato omicidio, mi viene da pensare, praticamente gli danno 25.000 euro, ma poi glieli richiedono indietro 10.000. Questa è una storia che è veramente assurda. E infatti, no, ma c'era anche una denuncia al tentato omicidio, Ecco, quindi sì, lei intanto hanno, diciamo, derubricato a lesione ciò che invece era quasi un rimetterci la vita, diciamo così, un tentato omicidio, come dice la signora, e quindi sarebbe stato da indennizzarli con cifre superiori anche del doppio. Ma a parte questo, visto che l'hanno proprio messo al minimo dell'indennizzo previsto, la signora non ha chiesto solo l'indennizzo alla Corte d'Appello di Roma e al Tribunale, ma ha chiesto anche il risarcimento del danno. Quindi, ma il risarcimento del danno è stato negato. L'indennizzo è stato dato, ma poi in parte richiesto indietro, e questo ha dell'incredibile, ma anche un altro particolare: la Corte di Appello di Roma dice ma il gratuito patrocinio noi non glielo diamo. Quindi sostanzialmente la signora non ha diritto neanche alle spese legali e deve pagare indietro lei, perché quando c'è il gratuito patrocinio c'è una situazione diversa. Ma sinceramente è una storia incredibile, io veramente non credevo, leggendo la sentenza, non ho mai visto una cosa del genere,
che praticamente le sentenze si rispettano ma si possono criticare, viva Dio, e qui la critichiamo. E quindi la Cassazione, per cui con la signora cercheremo di ottenere giustizia, quindi in attesa di giustizia, però dicevamo, ma è possibile che una vittima debba attendere così tanto per avere un indennizzo, quando in altri paesi europei gli indennizi sono in primis molto più elevati? Si guardi la Germania, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, e poi l'Italia, penultima in Europa, dietro c'è solo la Grecia, dà degli indennizi molto bassi, ma soprattutto ci mette del tempo, tantissimo tempo. Quindi la signora ha percepito questi 25.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Fondo Consap? È una domanda che sto facendo a me. Sì, Li avevo percepiti, aveva avuto i 25.000, no? Sì, ma tra le altre cose, al di là che io rientrassi nel gratuito o meno per reddito, ma per vittime di reati violenti, a prescindere dal reddito, non dovrebbe neanche esserci, non dovrebbero nemmeno essere pagate dalla vittima le spese legali, ma dovrebbe pensarci lo Stato, a prescindere. Esatto, Cioè, ha maggior ragione. Ecco, adesso caro Antonino, la situazione è questa. Visto che in Europa c'è una Corte di Giustizia del Lussemburgo, si chiama CGUE, Unione Europea, Corte di Giustizia Unione Europea. L'altra invece da non confondersi con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che si chiama Corte di Strasburgo ovviamente. La Corte di Giustizia del Lussemburgo dovrebbe occuparsi del caso della signora, perché andando in Cassazione noi chiederemo il fatto che venga fatto un quesito alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, cioè, e si può fare per legge, si è conforme al trattato dare 25.000 euro per un tentato omicidio e poi chiedere indietro i soldi addirittura. Questa è una storia che veramente ha dell'incredibile. Io volevo fare una domanda alla signora invece per quanto riguarda la sua paura. Lei, signora, era anche, non diciamo dove, aveva anche passato un periodo fuori dall'Italia per paura, non sbaglio. Sono scappata dopo che ho iniziato a stalkerizzarmi, sono scappata all'estero. Quanto è stata via? Qualche mese, però sono venuta a rientrare perché c'era il Covid. Sì, comunque dicevo, questa situazione, diciamo così, lei lamenta il fatto che prima di avere una tutela piena ha dovuto aspettare mesi e mesi, da quello che ho sentito prima, mi sembra di aver capito. Nonostante Mesi, no, erano passati anni, avvocato. Tra l'altro lui è uscito prima che io sono stata indennizzata. Quindi la beffa che lui era già libero e io ancora dovevo essere sia risarcita che indennizzata, insomma. Cioè non avevo percepito nulla. Le volevo chiedere questo che mi era passato di mente. Ma come è entrato in Italia questo soggetto? Da Lampedusa, con la barca. Quindi senza documenti, senza soldi. Documenti, sì, clandestino. Ecco, cioè la situazione è questa, caro Antonino. Io ho richiamato il caso che ha suscitato molta indignazione nell'opinione pubblica del giovane capotreno ucciso non si sa per quale motivo, sembrerebbe da un kosovaro. Cioè, la questione è se un cittadino straniero si trova in Italia senza avere un lavoro e senza avere la fedina penale pulita, non capisco per quale ragione noi che siamo già carichi di malavita e di criminalità organizzata di tutti i tipi, e ne abbiamo fin troppa, e questi sono italiani, quindi spedirli all'inferno potrebbe essere la cosa migliore, ma dovremmo trovare il modo di fare patti col diavolo. Ma non si capisce per quale ragione i cittadini stranieri senza permessi, vengano addirittura premiati, e qui sinceramente bisognerebbe andare a verificare chi lo ha premiato, un personaggio che fa queste cose, cioè, e quindi con la cittadinanza,
quando sappiamo che molto spesso ci sono anche i cosiddetti matrimoni di comodo, chiamiamoli così, che vengono fatti soltanto per avere documenti e quindi sostanzialmente che sono matrimoni fittizi. Ma la cosa più grave è che non si riesca facilmente, perché in effetti non è facile fare patti con questi paesi, però bisognerebbe fare in modo che si arrivi al più presto a espulsioni che sono vietate, espulsioni di massa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Però sinceramente non è che un popolo può essere in qualche modo una signora come la signora Chiara, non è che può uscire di casa tranquillamente, quindi la sua vita penso che sia rovinata, perché come lo trova all'ospedale se lo può trovare davanti casa. Quindi sostanzialmente abbiamo bisogno, questa che è la richiesta, che secondo me, come dice Renzi, la sinistra non ha in programma il diritto alla sicurezza. Questa è una prerogativa del centrodestra. La sinistra non ha capito che il diritto alla sicurezza è molto importante, è come le tasse, e questa è un'altra prerogativa del centrodestra, e sempre per richiamare Renzi, il centro-sinistra parte molto svantaggiato non avendo una politica di questo genere, e quindi sia al centrodestra speriamo a dare la sicurezza ai cittadini perché la reclamano e ne hanno diritto. Signora, senta, le posso chiedere una cosa? Lei come vive oggi? Allora, diciamo che all'inizio non è stato facile perché comunque ho dovuto convivere con la paura e insomma io anche insomma una figlia minorenne da una relazione e insomma ho paura per la mia incolumità ad oggi. Devo fare comunque i conti, non mi hanno mai tutelato in questo, non mi hanno mai non mi hanno neanche dato tipo una casa famiglia, un modo per uscirne, quindi con le mie sole forze, i miei soli strumenti sono potuta partire periodo, ma poi sono dovuta rientrare perché non sono riuscita comunque con il lavoro, perché c'era il Covid, quindi si era bloccato tutto e di nuovo alla seconda sono dovuta rientrare per forza in Italia, non avendo lì una residenza. Ero appunto da un amico e quindi in questo diciamo oggi posso solo dire che sempre con le mie sole forze sto cercando un'altra casa, un'altra sistemazione, addirittura in un'altra regione, neanche città, un'altra regione, e ce la farò da sola perché appunto lo Stato in questo non mi ha mai tutelato. Quello che comunque ho preso non è andato di certo, ma poi i soldi non vanno neanche a togliere quello che c'è stato, perché comunque rimane e io rischio tutti i giorni, quindi mi può succedere domani, dopodomani, fra 6 mesi, quindi con questo spettro io ci sto convivendo, so solo che quando me lo sono ritrovato poi di fronte così in un ospedale, in un pronto soccorso dove già stavo male, tremavo dalla paura e addirittura la dottoressa non solo mi ha dimesso, ma mi ha fatto uscire da un'altra uscita, non dal pronto soccorso. Quindi mi ha proprio fatto evitare poi di rientrare nel pronto soccorso e da altri corridoi, insomma. Quindi va a ledere comunque, cioè nella tua vita tutto questo, perché non sono neanche lì di farmi curare in un momento dove ero male e ad oggi devo essere operata d'urgenza perché comunque ho appunto problemi ai reni e sono in lista, mi devono chiamare a giorni per questo problema che ho avuto a dicembre, ma appunto
non è facile e ritrovarmi anche che oltre l'anno la beffa mi tocca anche pagare, comunque quei soldi li ho percepiti, pochi, maledetti, e dopo tanto tempo, e sono finiti, quindi comunque non so neanche dove andare a recuperare le somme che chiede lo Stato, ma mi sembra veramente una cosa diabolica. Basta, detto ciò non posso andare più nei dettagli perché poi appunto è una storia che comune a tante altre persone. Io sono una sopravvissuta fino ad oggi, devo essere anche ritenermi anche fortunata, però appunto non è facile conviverci e sicuramente Milano è diventata come le grandi città, una città molto pericolosa, lo vediamo, no? Un po' tutti i giorni dalla cronaca, quello che comunque ci regala, e sono inorridita sempre di più perché invece che migliorare si peggiora, e in uno stato civile dove dovrebbe essere garantita invece la sicurezza, dove dovrebbero prima di tutto tutelare noi cittadini, questa cosa anzi, scusate che non trovo le parole, ma l'emozione è forte, no? Perché comunque questa storia mi metto molto pathos nel raccontarla, perché la vivo, nel raccontarla la vivo, e mi butta fuori emozioni negative. Signora, ci mancherebbe. Io la voglio ringraziare invece per il coraggio con cui ha voluto portare la sua testimonianza. Questo perché, mi permetto di dirlo io, dietro le leggi ci sono prima di tutto le persone, e quindi a maggior ragione quando lei dice io sono una sopravvissuta, io le credo perché lei è davvero superstite a se stessa, alla sua vita e a tutta questa vicenda che purtroppo la riguarda e la tocca. Avvocato, che cosa possiamo fare per la signora Chiara? Allora, per la signora possiamo dirle che la Cassazione, speriamo, insieme alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, possa, se vorrà ovviamente la Cassazione rivolgere il quesito, possa anche modificare una legge che ancora mantiene questi indennizzi molto bassi per le vittime di reati violenti. Tra l'altro molti non sanno neanche dell'esistenza della legge e quindi non chiedono neanche i soldi allo Stato. Ma a parte questo, che è una situazione già surreale, vorrei dire che in Italia serve veramente una sicurezza maggiore, come reclama la signora, sia a livello locale di Milano che nazionale, perché se è l'Europa a chiedere che lo Stato assicuri la sicurezza alle persone, ai cittadini italiani in primis, ma anche tutti coloro che vengono in Italia, sono sul suolo italiano pur non essendo italiani, è chiaro che è l'Europa che non può pretendere che entri chiunque. Cioè qua c'è una dicotomia che mi sembra che avevamo affrontato con quella onorevole della Lega di Parma, che la Cavandoli, Laura Cavandoli. Non avevamo sciolto. Ma se c'è l'Europa che chiede che i cittadini che entrano in Italia, chiunque, garantiscano di poter pagare dei reati che commettono, e quindi lo Stato dovrebbe fare in modo che chi non ha soldi non possa entrare in Italia, perché questo signore non sarebbe potuto entrare. Se tu vai in Australia, penso che debba avere una cifra folle, 200-300 mila euro, se no non entri. Adesso non andiamo a questi livelli, ma un minimo ci vuole. Cioè non possiamo fare entrare chiunque, e questo mantra della sinistra deve finire, perché il buonismo poi alla fine determina grandi problemi, e chi paga questi problemi siamo noi, cioè quindi sinistra, centro, destra e anarchici, mettiamoci tutti, ma alla fine la situazione non può andare avanti in questo modo. Quindi come deve cambiare la giustizia, perché siamo in un momento di referendum, di cambiamento della giustizia, perché così non si può andare avanti, quindi auspichiamo che ci sia un cambiamento, una rivoluzione nel mondo della giustizia. Bisogna anche che ci siano delle leggi che impongano ai magistrati di espellere
bisogna espellere cittadini pericolosi che sono stranieri e quindi a questo punto non possono stare in Italia. Vorrei aggiungere solo una cosa di Prego. questa storia. So che questa persona si è sposato proprio per la cittadinanza, quindi ha usato, no, il matrimonio per questo motivo, e so anche, perché questa persona ha tentato di contattarmi, ma io evito totalmente con i social, cambiando continuamente profilo, mi scriveva su Messenger e io bloccavo, ma vedo che comunque sull'ultimo profilo continua a pubblicare scarpette rosse, o non vorrei che anche lei, questa è la mia supposizione ovviamente, adesso sia vittima di violenza da parte di lui, quindi, e lei è una donna italiana. Tra le altre cose so che con il fatto che c'è stata un'ultima, appunto, non questa di Roma, quella di Milano, dove c'è lo stalking, essendoci comunque anche lì stato condannato oltre a una condanna penale, ma anche a un risarcimento, si è reso latitante e quindi non abita più allo stesso indirizzo e quindi non si sa dove sia, e questa persona comunque pubblica continuamente quello che si è rafforzato il codice rosso, quindi non vorrei che, ripeto, sempre su mia supposizione, anche lei sia stata vittima di lui. Detto ciò, anche non hanno mai messo un braccialetto, visto che parlano di braccialetti elettronici che vanno, non vanno. Lui non ha mai avuto queste restrizioni, mai. Da quando è uscito non ha mai avuto nessuna restrizione, al di là della misura cautelare del divieto di avvicinamento, ma non c'è stato altro. Quindi poi è una cosa... Si vede che i braccialetti elettronici li mettono solo agli italiani, perché hanno comprato per 30 milioni di euro di braccialetti elettronici, a qualcuno li metteranno. Questa giustizia doppiopesista non piace. Dobbiamo avere una giustizia giusta, una giustizia che non guarda in faccia a nessuno e che soprattutto che va a dare sicurezza ai cittadini, perché se si scarcerano persone pericolose lo Stato deve pagare, se non si espellono le persone pericolose lo Stato deve pagare, se si portano in Italia persone pericolose lo Stato deve pagare. Ma allora basta, dobbiamo cambiare, così non si può andare avanti, ci vuole un cambiamento radicale. Io voglio ringraziarvi entrambi e naturalmente, signora, noi saremo qua pronti a darle voce nel caso in cui ci fossero aggiornamenti di ogni tipo. Grazie a entrambi e al piacere di risentirci presto. Grazie a lei. A tutti. Grazie avvocato. Buonasera. Buonasera. Jingle, pausa e poi Mia Martini, Gli uomini non cambiano, 1992, tra poco. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia.
ma parlano d'amore, poi ti lasciano da sola agli uomini, ti cambiano e tu piangi 1000 notti perché invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta. Lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta. Ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Grazie a te, cara Natalia, alle 19:38 minuti e 52 secondi, qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Per questa puntata di Zoom avete ascoltato Mia Martini, Gli uomini non cambiano, del 1992, 0292947222, il telefono è aperto se volete intervenire. È una storia francamente che dà un forte dolore ascoltare, e credo sia una storia nei confronti della quale dovremmo avere tutti un sacrosanto rispetto, senza perderci in certe chiacchiere da bar che francamente davanti a una storia come questa lasciano molto il tempo che trovano e servono solo a sprecare tempo e spazio proprio mandando messaggi senza motivo, immotivati con il telefonino. Va bene, 19:39 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, e andiamo avanti con la nostra trasmissione, sempre 0292947222. Se volete intervenire, diamo un'altra occhiata alle agenzie. Stavolta andiamo sull'ADN Kronos e ecco qua. Iran, Netanyahu chiede a Trump di rinviare l'attacco, i paesi arabi lavorano alla de-escalation. Il New York Times rivela la richiesta del premier israeliano, gli USA, le nuove sanzioni contro chi è coinvolto nella repressione. Ancora la tragedia, Annabella Martinelli trovata morta, la 22enne era scomparsa il 6 gennaio. Omicidio di Nadia Cella, la sentenza dopo 30 anni, 24 anni a Anna Lucia Cecere, 2 a Soracco. Russia, Putin, rapporti con Italia lasciano a desiderare, la replica di Tajani. Orlandi Gregori, commissione d'inchiesta sentirà Marco Accetti il 29 gennaio. E poi abbiamo, signore e signori, il matematico nonché ateo impertinente Odifreddi, matematico di professione che forse potrebbe occuparsi di numeri e non di religione. Khamenei è l'analogo del Papa e Parenzo esplode. Ora, dire che Khamenei in quanto Ayatollah è come ha gli stessi ruoli e poteri gerarchici di Papa Leone XIV vuol dire non sapere assolutamente niente della religione cattolica e men che meno della religione musulmana, visto e considerato che nella religione musulmana non esiste un clero ordinato, ma soprattutto non esiste una gerarchia, quindi non esiste un Papa dei musulmani. Dire questa cosa equivale zero tagliato. Ecco qua. Possiamo andare avanti con la nostra trasmissione. Vediamo un po' che cosa devo trovare. Avrei molta voglia di rispondere a uno che mi sta scrivendo una serie di idiozie, ma preferisco tacere perché se no sarebbe dare troppo peso a certe sue uscite un po' troppo da bar.
Andiamo avanti con la nostra trasmissione, già che ci siamo, le 19:42 minuti e 28 secondi, il telefono è sempre aperto, 0292947222, e potete naturalmente commentare le ultime news. Vediamo un po'. Julio Iglesias accusato di violenze sessuali, il cantante dice la verità verrà a galla. Australian Open, chi è Francesco Maestrelli, l'azzurro qualificato per la prima volta in uno slam. Meloni, il compleanno di lavoro a Tokyo e il video per ringraziare degli auguri, siete la mia forza. Diamo un'occhiatina anche alla BBC questa sera, vediamo un po' che cosa c'è. Eccolo qua. Personale militare europeo arriva in Groenlandia nel momento in cui Trump dice che gli Stati Uniti vogliono quest'isola perché ne hanno bisogno. La Francia dice che un piccolo contingente è arrivato e poi arriveranno altre truppe che verranno dispiegate. A questi è venuta la sindrome di Sigonella probabilmente. Vediamo un po' che altro c'è di interessante, vediamo ancora un po'. A proposito, gli astronauti sono riusciti a tornare sulla Terra. Sapete che hanno dovuto evacuare la Stazione Spaziale Internazionale, questo perché uno degli degli astronauti, ahimè, aveva il raffreddore. E vabbè, queste cose succedono. Andiamo ancora avanti. In una conferenza stampa subito dopo lo splashdown, l'amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha detto che l'astronauta ammalato adesso sta bene ed è anche, diciamo così, su col morale. In merito, dando un'occhiata e valutando insomma le vecchie comunicazioni in passato date sulla salute degli astronauti, è improbabile che si dica chi di questi stesse male e lo si dica al pubblico. Il controllo della Stazione Spaziale Internazionale è stato passato al cosmonauta russo Sergei Kudryavtsev e ad altri 2 membri dell'equipaggio. Gli astronauti sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale il 1° agosto, dovevano passare un periodo di 6 mesi e mezzo e sarebbero dovuti rientrare a metà febbraio. Bene, sono le 19:45 minuti, io vi ringrazio per essere stati con noi e ci salutiamo con una bella canzone di Ivano Fossati, Una notte in Italia del 1986. Grazie ancora per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ci ritroviamo domani alle 17:30 con Chilometro Zoom. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.